Un anno fa noi abbiamo lanciato questo manifesto in maniera molto appassionata, lo ricordava Diego, e sull'onda penso anche di una emozione, di un senso anche un po' di responsabilità, forse anche un po' della preoccupazione, insomma, di che direzione prendere, quale fosse la direzione giusta. Ci siamo domandati se davvero l'Italia, il nostro paese, fosse ancora un paese dove far crescere, far studiare i nostri figli, dove investire le risorse nostre, e anche nella certezza di trovarci un po' a un bivio, come dire, scegliere di abbandonarci con una certa rassegnazione, un declino inevitabile della nostra qualità della vita, del nostro benessere, oppure se invece provare a invertire la rotta e accomunarci a un senso, a una missione, a un senso di una missione in realtà condivisa e collegiale. La nostra valutazione è che l'analisi che facevamo un anno fa oggi sia, se possibile, assolutamente e totalmente confermata. La Seconda Repubblica è fallita. Indichiamo per Seconda Repubblica il periodo che va dal 1991 almeno ad oggi, ne sono 20 anni esatti, ognuno li colloca dove vuole, Tangentopoli, il referendum di Segni, la nascita della Lega, sono 20 anni, e sono 20 anni in cui il sistema politico ha tradito la principale speranza che aveva suscitato, e cioè quella di attuare le riforme di cui il Paese aveva 20 anni fa e oggi ha ancora bisogno. Le riforme istituzionali per dare stabilità ai governi, per riconoscere le autonomie, per tagliare la spesa pubblica, le riforme economiche per la crescita, le liberalizzazioni, le privatizzazioni, gli investimenti in ricerca, infrastrutture, materiali e immateriali, che ancora oggi non ci sono, le riforme sociali, a partire da quella fiscale, del welfare, per eliminare le rigidità che bloccano la crescita del Paese. Tutto ciò si poteva e si doveva fare. Le cose da fare le sappiamo tutti quali sono. Ormai non passa giorno che assistiamo a decaloghi, in realtà sono sempre quelle. Noi con molta umiltà dal nostro punto di vista abbiamo cercato di sintetizzarle in 4 o 5 punti, lo ha ricordato anche prima Diego, voglio rifarlo anche per suscitare un confronto su queste nostre scelte di priorità. La prima, uno Stato leggero che faccia solo ciò che è essenziale e abbandoni e lascia al privato, al mercato, ciò che è superfluo. Cambiare il mercato del lavoro, più flessibilità in entrata, certamente, ma anche in uscita. Concorrenza a tutti i livelli. Qui 20 anni, niente. L'ultima realizzazione è di Letta e di Bersani. Il quarto punto, sburocratizzare, delegificare. Questo è un paese che opprime chi fa impresa. E poi la giustizia civile, che è allo sbando totale. Il problema quindi non è cosa fare, lo sappiamo cosa c'è da fare, il problema è come creare gli strumenti politici per farlo. Noi non abbiamo mai pensato, l'abbiamo detto fin dall'inizio, di aggiungere l'ennesimo partitino alla lunga, eccessivamente lunga serie e lista di partitini. Però è indubbio, soprattutto qui al nord, dove la domanda di buona politica è più esigente, giustamente, che è diffuso un senso di smarrimento, di tradimento per le tante promesse che a destra e a sinistra erano state fatte e che oggi risultano drammaticamente tradite. La Germania oggi cresce al 4%, perché? Perché 15 anni fa, di più probabilmente, il cancelliere socialdemocratico Schröder ha fatto le riforme che servivano a fare e poi la Merkel, di orientamento opposto, le ha confermate. È così che poi i paesi mettono le basi, fanno un sistema per crescere. Non è che viene da Marte la crescita del 4% della Germania, sono state messe le basi quando si potevano fare. È questo che fa incazzare, perché in 20 anni queste cose si potevano fare e non sono state fatte. E quindi, qui vorrei solo citare il nostro, come dire, amico e fratello maggiore Massimo Cacciari. Lui secondo me è anche troppo ingeneroso con se stesso, però lui lo dice, almeno ha il coraggio di dirlo. La Seconda Repubblica ha fallito,
chi è responsabile di questo scempio se ne deve andare, cioè se ne deve andare, deve lasciare che altri ci provino. Questo è il senso anche del messaggio politico di ciò che noi vogliamo fare. Non è antipolitica grillina o protestataria, abbiamo messo la faccia su questa cosa e siamo qui per assumerci le nostre responsabilità. Ma se i partiti tradizionali non si rinnovano, non cambiano i leader, non hanno il coraggio di riconoscere le responsabilità e assumere fino in fondo le sfide che ormai la crisi impone, di dire pane pane, vino al vino, che la festa è finita e adesso occorre rimboccarsi le mani e assumersi le responsabilità per non aver fatto delle scelte importanti. Oggi quindi abbiamo la consapevolezza, anzi un po' presuntuosamente diciamo, abbiamo la certezza che la intuizione che un anno fa abbiamo avuto e che avevamo solo accarezzato con il nostro manifesto, oggi è concreta, è realizzabile, è assolutamente necessaria per aiutare il Paese a uscire dalla crisi. Serve al Paese una nuova offerta politica, moderata, civica, riformista, che occupi il campo moderato, ma sia alternativa a questo centrodestra, illiberale e traditore di un'idea liberale dello Stato, leggero e regolatore, traditore delle giuste aspettative dei giovani, per un sistema sociale che garantisca mobilità e chance di successo ai bravi e ai meritevoli, che in Italia sono ancora tantissimi prima che spatrino tutti. Ma alternativa anche a questa sinistra, così come è uscita dalle amministrative e dal referendum. Abbiamo visto negli ultimi tempi incapace di sciogliere i nodi centrali di un vero riformismo. È una sfida difficile, coraggiosa, che deve essere lanciata dritta dritta al berlusconismo e al leghismo sul loro terreno, dal centro e non da sinistra, contendendo loro l'elettorato moderato, deluso, sposando in pieno il modello liberale di sviluppo sociale ed economico. Oggi vogliamo lanciare per primi il nostro impegno a costruire con tanti altri, a partire dal nord, questa costituente, questa nuova offerta politica che abbia un DNA riformista, un riformismo non negoziabile per un voto in più, una lisciata di pelo alla categoria di turno, che parli al cuore e alla pancia della gente e dica con concretezza che la festa è finita e che però ce la possiamo fare.